L'Istituto Comprensivo Agrigento Centro, diretto dalla dirigente scolastica Anna Gangarrossa, ha dato il via al piano scuola estate 2021. Dopo la conclusione delle attività didattiche, alunni e docenti saranno impegnati fino al prossimo 30 giugno in attività di laboratorio, come scacchi, drammatizzazione, musica d'insieme, pittura, plein air, informatica e attività motorie all'aperto. Alta la partecipazione degli alunni e l'apprezzamento manifestato dai genitori che lavorano, i quali possono usufruire di un valido servizio educativo e didattico offerto dalla scuola frequentata dai loro figli. Dopo la conclusione degli scrutini, l'Istituto Comprensivo Agrigento Centro ha dato il via al piano scuola estate, un ponte per un nuovo inizio. Siamo nella fase 1 che impegna ragazzi e docenti durante il mese di giugno. Sappiamo che la finalità di questa prima fase è quella di recuperare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali, favorire nei ragazzi la socialità purtroppo compromessa dall'emergenza epidemiologica. Abbiamo inteso puntare intanto sulle competenze logico-matematiche. Abbiamo attivato un laboratorio di scacchi grazie al contributo di un esperto esterno, ma anche un laboratorio di informatica e di robotica, non solo matematica però, anche competenze artistico-espressive, un laboratorio di drammatizzazione che ha lo scopo di realizzare un musical alla fine di questo mese. Quindi il contributo anche dei nostri musicisti, dei nostri docenti di strumento musicale e dei nostri ragazzi che stanno addirittura componendo le musiche. Non solo, anche pittura all'aperto con un murales che stanno realizzando i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado. La scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo Agrigento Centro non va in vacanza. Fino al 30 giugno abbiamo tante bellissime attività. Oggi ad esempio una sezione è uscita fuori in cortile per svolgere delle attività di pittura sul murales e poi giochi con l'acqua, una merenda condivisa all'aperto, in modo che i bambini si divertano giocando e imparando tantissime belle cose. La nostra scuola partecipa al piano scuola, al piano estivo. I ragazzi sono qui con noi fino al 30 giugno. Con me, che sono l'insegnante alla scuola media Pirandello di Arte, stiamo realizzando un murales, quindi pittura in plein air, proprio in questo periodo di Covid. È una delle attività che facciamo all'aperto, dove i ragazzi esprimono la loro creatività, il loro modo proprio di esprimersi in maniera libera, con i colori, con i pennelli.